quest'anno è il 2019 da ricordare per? Un evento nazionale, io non ricordo niente in particolare che mi ha colpito particolarmente. Non saprei cosa rispondere, perché per me è stato un evento solo personale, cioè per me è stato un buon anno di lavoro, perciò non posso lamentarmi, però qualcosa che diciamo della comunità, oppure non saprei cosa ricordare del 2019. No, non mi viene in mente niente adesso. Più che un anno da ricordare sembra un anno da dimenticare, eppure il 2019 ha visto tra i diversi fatti accaduti l'avanzata della Lega, il caso dei migranti della Diciotti, dove il paese si è spaccato, un repentino cambio di governo in piena estate, dal giallo-verde al giallo-rosso, ma forse qui ormai gli italiani sono abituati. C'è stata l'assegnazione delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, grande vittoria del Veneto, le manifestazioni per il clima dei Fridays for Future, per arrivare all'Acqua Granda che ha visto Venezia e le sue isole in balia del mare. Ma nella memoria degli italiani di tutto ciò resta poco. Un po' incalzati ritorna il tema ambientale e per qualcuno la cultura. Il rispetto per l'ambiente è stato un tema che è incalzato più volte negli ultimi mesi. E infatti mi pare che Greta Thunberg sia stata nominata una tra le 3 donne dell'anno. Prendere coscienza di quello che sta succedendo nell'ambiente e quindi di cercare di proteggere questo pianeta, questo sì, perché ho visto parecchi movimenti anche nei ragazzi, nelle scuole, per cui sì, è la prima cosa che forse ci viene in mente. Anche la ragazzina che ha smosso un po' gli animi, che non mi ricordo il nome, quella. La Greta Thunberg. Bisogna ascoltare i bocce, bisogna ascoltare. È la mostra che stanno facendo in Basilica Palladiana, dove tra l'altro lavoro anch'io, che è sicuramente un'occasione per rivalutare la Basilica e per dare spazio alla cultura. Ma alla fine questo 2019 è molto personale e poco da ricordare. Una domandona questa, vediamo un po', per le belle giornate no, nemmeno quello, vediamo un po', per la speranza di un futuro migliore, solamente questo, perché il 2019 l'ho visto veramente bruttino quest'anno per quanto mi riguarda.